Dal Piemonte alla Sicilia, la collettiva delle aziende di C agricoltori italiani qui al Sana ci dà uno spaccato di quella che è la coltivazione biologica. Ovviamente ci sono le produzioni dei grandi numeri, si parla di vino, si parla di olio, ma ci sono anche delle chicche molto legate al territorio. È il caso dell'azienda agricola Parano, che è un'azienda che arriva dal Lazio, le pendici dei Colli Cimini e voi di fatto da sempre coltivate la tonda gentile romana, la nocciola, del resto lo sappiamo, Lazio terra di nocciole, qui abbiamo tutti i vostri prodotti e in qualche modo voi avete chiuso la filiera. Sì, esatto. E dunque noi siamo un'azienda agricola che produce nocciole da 3 generazioni e nel 2002 abbiamo fatto una scelta più che aziendale, una scelta di vita, perché abbiamo deciso di passare al biologico, perché crediamo molto nel fatto che la natura vada rispettata perché possa continuare a dare i magnifici prodotti che ci dà ogni giorno e da qualche anno abbiamo anche cominciato a trasformare i nostri prodotti e quindi a fare lavorati e semilavorati in un laboratorio che è all'interno della nostra azienda. Che cosa facciamo? Appunto noi abbiamo la parte a settembre, raccogliamo il prodotto dalle piante, dopodiché viene trasportato e una parte rimane in guscio, una piccola parte, perché comunque noi vendiamo anche il prodotto in guscio sia naturale che tostato, perché abbiamo una tostatrice che ci permette di fare anche la tostatura in guscio. Dopodiché invece la maggior parte del prodotto viene sgusciata e come vedete la prima forma è questa è la sgusciata naturale, viene semplicemente tolto il guscio legnoso all'esterno e questo è il prodotto interno. Da questo prodotto passiamo a questo e il nostro prodotto viene tostato a 130 gradi, una temperatura molto bassa che permette alla pellicina, il perisperma che è intorno alla nocciola comunque di mantenere un pochino le proprietà nutrizionali che ha, perché la caratteristica principale della tonda gentile romana è il fatto che non spella completamente come invece la piemontese. Dal punto di vista estetico ovviamente è un difetto, però dal punto di vista del sapore e delle proprietà è un'aggiunta. Fatto questo passaggio passiamo a fare una granella e dalla granella facciamo la farina. Ecco, poi ovviamente abbiamo anche quelle che sono le creme, che sono i prodotti più classici con la nocciola. Ad attirarci in Sicilia è il profumo delle aromatiche, in particolare dall'origano, si sente arrivando da lontanissimo. Ad averle portate qui a Sana Food è l'azienda Le Aromatiche di Girafi, qui con me Calogero Bonfante che è il titolare, e loro arrivano dalla provincia di Caltanissetta, da Musomeli, e arrivano dalla montagna, perché uno dice Sicilia, pensa al mare, no, voi arrivate dalla montagna perché le aromatiche crescono, ecco. E allora voi che cosa producete? Io ho citato l'origano, ma è solo uno. Sì, l'origano è il nostro cavallo di battaglia, noi coltiviamo erbe aromatiche e legumi, siamo nell'entroterra della Sicilia, come dicevamo precisamente a Mussomeli, e siamo nella parte più alta del territorio di Mussomeli, siamo a 900 metri d'altezza, dove le erbe aromatiche crescono spontanee, quale l'origano, il timo e il pinocchietto. Io di lì ho preso tutte le piante madre e le ho messe a dimora, e oltre all'origano coltiviamo del timo, della maggiorana, dell'erba cipollina, del finocchietto selvatico, salvia e rosmarino, che sono tutte le nostre erbe aromatiche che trovano un habitat favorevole, hanno un aroma particolare, anche gli oli essenziali sono molto più forti in quanto abbiamo una terra calcarea e l'altitudine fa da spola a queste erbe aromatiche. Voi fate anche legumi però, perché li vedo qua. Come legumi abbiamo una linea legumi quale cece bianco, cece nero, la lenticchia nera che è molto ricca di ferro, proteine e fibre. Non sono trattati, oltre che mangiarli i nostri legumi si possono anche seminare, sono tutte naturali.
Ci siamo spostati di padiglione, abbiamo raggiunto Slow Wine Fair, evento internazionale dedicato al vino buono, pulito e giusto. In esposizione vini che sono frutto di una viticoltura sostenibile, rispettosa della biodiversità e del paesaggio. In questo 2025 i riflettori sono puntati sul tema della sostenibilità lungo tutta la filiera, le diverse modalità di imbottigliamento, confezionamento, trasporto e stoccaggio, quindi non solamente la vigna, che ormai la si dà per scontato, il processo produttivo, la sostenibilità nel processo produttivo. Vini e non solo, perché c'è un'area dedicata agli spirits pensata per coinvolgere il mondo della mixology, con una sezione riservata agli amari. Circa 1000 sono le cantine espositrici dall'Italia e dall'estero, e tra le novità di questa edizione 2025 uno spazio dedicato al caffè e la sezione riservata ai sidri, ottenuti, come sappiamo, dalla fermentazione del succo di mele pressate, un prodotto che ha una storia antica e che ci porta idealmente nel nord Europa, ma in realtà ci sono produttori interessanti anche in Italia. E allora ci soffermiamo proprio sulla new entry, sui sidri. Abbiamo 3 regioni presenti, che sono il Trentino, dove mi trovo in questo momento, qui di fianco l'Alto Adige, e poi il Veneto. L'area, la zona, l'avete capita, del resto è quella della produzione delle mele, insomma, quindi non è che possiamo discostarci di tanto. E io già mi meraviglio, perché davo per scontato che il sidro fosse solamente bianco, e invece lo trovo rosso. Allora cerchiamo di capire un po' di più di questa bevanda, di questo alcolico a base di mele. Ma un sidro è un fermentato di frutta, esclusa l'uva evidentemente, con la quale si fa il vino. Quindi il fatto di trovare dei prodotti gialli o rossi è perché utilizziamo frutta diversa dalla mela. Però principalmente il mondo del sidro ruota intorno alla mela, perché fa da principe, fa da padrona, diciamo, della produzione, nel senso che la maggior parte dei sidri prodotti e commercializzati in tutta Europa, ma probabilmente anche in tutto il mondo, vengono prodotti dalla mela. Con la mela riusciamo a fare comunque diverse sfaccettature in base alle varietà, perché utilizziamo varietà diverse per ottenere prodotti diversi, anche in relazione a quale abitudini di consumo vogliamo dare, no? Quindi se sono pasteggiare per l'aperitivo, per il dopo cena, eccetera. Quindi il sidro, oltre al discorso mela, poi prende una connotazione anche in base al metodo di produzione. Sicuramente un metodo molto usato è il metodo Charmat, col quale si produce un prodotto fresco, interessante, un po' più facile da bere forse, per dopo andare su complessità maggiore attraverso un metodo classico e un metodo ancestrale. Il prodotto rosso che abbiamo visto prima invece è fatto con mela e mirtillo, e è un prodotto liscio, quindi non è frizzante. Qual è attualmente l'interesse del mercato, dei consumatori, nei confronti del sidro? Al vino siamo abituati per tradizione, al sidro un pochino meno. Ma allora, al momento c'è più l'interesse proprio della scoperta, penso, cioè nel senso che non sanno cos'è e tante volte arrivano a dire: ma è alcolico? Cioè, la domanda tipica è: alcolico, ma hai fatto solo con le mele? Queste sono le domande, diciamo, che arrivano molto spesso, perché è un prodotto proprio nuovo, cioè è un prodotto che in Italia soprattutto non esiste. Magari dopo, quando uno lo assaggia, dice: ah, però aspetta, è un prodotto, ok, è così. Allora inizia a interessarsi, a capire le varietà delle mele, le tecniche di produzione, e vedo che c'è interesse anche per il fatto che comunque c'è un contenuto alcolico ridotto rispetto al vino, perché comunque nel vino non ci sono livelli alcolici così bassi, no? Il sidro può andare dai 4, 5, 6, 7 gradi alcol, no? Ma si coltivano mele appositamente per il sidro, o è una escamotage anche per utilizzare un prodotto che magari commercialmente potrebbe non avere una destinazione? Allora, mele da sidro prodotte apposta in Italia ce ne sono poche. La maggior parte delle mele che si utilizzano per il sidro sono
La seconda scelta dell'agricoltura, quindi quello che non va sulla tavola va in trasformazione. Però molte aziende hanno iniziato a magari iniziare a farsi il proprio frutteto col quale fare i propri sidri. Anche noi abbiamo un progetto in collaborazione con la Fondazione Mach che stiamo sviluppando appunto un piccolo frutteto che verrà fatto l'anno prossimo con delle varietà autoctone e resistenti per produrre il sidro. Quindi ognuno si sta adoperando per dare anche diciamo, quello che nel vino viene chiamato il terroir, no? Quindi, perché ci crediamo, cioè non è solo una questione di valorizzare un prodotto, ma è una questione di valorizzare la nostra terra e la nostra cultura e perché comunque cioè, ci piace. Insomma. Ci piace, esatto. Beh, visto che sono liberi, Davide mi segui che così mi sposto anche in Alto Adige e Veneto, scusate, adesso siete finalmente liberi perché mi sembra che l'interesse per il sidro sia tanto. Allora io dal vostro collega mi sono fatta un po' spiegare, il sidro mi ha stupito col sidro anche rosso, non solo di mele. Con cosa lo beviamo il sidro? Perché il vino ci mettiamo, allora col primo ci mettiamo questo, col secondo è. Il sidro mi va tutto pasto oppure se con uno strudel ci voglio un sidro e con un brasato ne voglio un altro, lo posso fare? Sì, sicuramente. Va a tutto pasto, c'è il sidro che va a tutto pasto, che posso aprire la bottiglia all'inizio e completare anche col dessert, ma come anche col vino, soprattutto è l'abbinamento quello che piace, ci sono meno codici direi, meno linee guida, è un po' più un ambito in cui si può curiosare, a sperimentare, ma come al solito c'è quello sì un po' più strutturato, o quello che va meglio forse col piatto di formaggio, col risotto alla milanese, ma di scelta ce n'è. Di scelta ce n'è, benissimo. E allora, una sensazione per la prima volta a Slow Wine i sidri, l'impressione com'è? Direi molto interessante, l'evento è molto ben organizzato, ci fa piacere poter presentare quello che è un prodotto che molti considerano nuovo, anche se ha una tradizione estremamente antica, perché parliamo di un prodotto che ha qualche migliaio d'anni. E quindi avere anche 3 produttori che interpretano il sidro in maniera differente per noi è grande fonte di curiosità, quindi abbiamo visto tante persone curiose, ma la cosa interessante che notiamo intanto è l'affinità con i colleghi produttori di vino e notiamo che negli anni, ne discutevamo prima con i colleghi, più passa il tempo più è facile spiegare questo prodotto che 10 anni fa non conosceva nessuno e che oggi, grazie anche al fatto che magari con una gradazione alcolica un po' più bassa, no, aiuta. Ecco, allora sta diventando un po' una scoperta. E poi ovviamente è Slow Wine Fair, quindi anche per il sidro buono, pulito e giusto, e questo assolutamente è la cosa da dire. Bene, adesso una breve pausa e poi con Claudio ritorniamo a Sana per occuparci in particolare di olio.